Questa mattina l'assessore all'ambiente della Regione del Veneto ha presentato ai consiglieri della seconda commissione consiliare competenti in materia il rapporto sui rifiuti speciali relativi al 2020, elaborati sulla base delle dichiarazioni ambientali presentate nel 2021. In base a questo si evince l'impegno verso l'economia circolare, quella rivolta al riciclo. La percentuale di rifiuto avviata al recupero è ora dell'82% rispetto al totale gestito, una regione quindi virtuosa. La produzione di rifiuti speciali del 2020 è di 15,6 milioni di tonnellate, di cui il 50% consiste in rifiuto speciale non pericoloso, il 43% in rifiuto da costruzione e demolizione non pericoloso e il 6% rifiuto pericoloso. La pandemia può aver influito anche sul quantitativo di rifiuto, il totale è infatti diminuito, calato del 29% in discarica. Le intenzioni nel piano rifiuti della Regione è di arrivare entro il 2030 al totale abbandono del ricorso alla discarica.